ringrazio innanzitutto la Commissione che nel più breve tempo possibile ha dato la possibilità all'amministrazione di avere una classificazione dei primi tre disegni presentati, di numero 66 pervenuti presso l'amministrazione. Io lascerei una battuta al Presidente della Commissione, credo che abbia avuto la possibilità di analizzare in rappresentanza appunto della Commissione tutti quanti gli elaborati. Una battuta per cercare di sintetizzare quello che è stato il lavoro e poi ovviamente siamo aperti alle domande perché credo che sia un argomento. La scelta è stata molto ampia, diciamo che c'è stata una fascia di livello superiore apprezzabile, quella è stata una partecipazione di massa, anche perché il concorso consentiva senza eccessione invece di carattere economico la partecipazione al più ampio numero possibile. La Commissione ha potuto quindi scegliere tra un numero considerevole di concorrenti e ci siamo avvalsi di collaborazioni come alcuni componenti della Commissione erano molto qualificati per una sovrintendente del dottoressa Potre, a cui anche se non è presente voglio dare il ringraziamento per l'altissimo livello intellettuale di preparazione che ha profuso in questa scelta e anche con Monsignor Berlocchio che ognuno dal punto di vista e da parte della sua preparazione hanno dato nella scelta di questo modello. Poi voglio ricordare, non vorrei fare una gaffa, l'ingegnere Cese, il nostro ex dirigente e presidente dell'ordine professionale degli ingegneri che ha partecipato con molto interesse, con simpatia, ha dato la sua collaborazione e che ha collaborato per dare una valutazione anche serviziere di massima sulla reale fattibilità poi dei progetti che poi andranno verificate diciamo la compatibilità. Quindi per sintetizzare e per fare chiarezza, la Commissione era composta dal dottor Menchini, Presidente, dirigente dell'amministrazione comunale, in rappresentanza della Curia Vescovile il Monsignor Bellocchio, in rappresentanza come sovrintendente, in rappresentanza del Ministero dei Beni Culturali, sovrintendente del Patrimonio Storico Artistico ed etnoantropologico del Lazio, la dottoressa Rosella Potre, in rappresentanza dell'Ordine di Ingegneri l'ingegnere Mario De Cesari, l'architetto Tonino Zera e poi il supporto del nostro diventante collaboratore Giovanni Ludovico Baccioni.